per cautela e sicuramente per quanto purtroppo e tragicamente è accaduto a Refrontolo, è meglio evitare che ci siano iniziative in aree che sono soggette a frane. Il sindaco di Ponte nelle Alpi stoppa la festa di San Lorenzo in programma nel prossimo weekend nella borgata Cassani, isolata dalla scorsa primavera da un'enorme frana di oltre 200.000 metri cubi di materiale. La tragedia accaduta sabato a Refrontolo nel Trevigiano impone una riflessione ai primi cittadini di quei comuni che nel corso degli anni hanno visto il proprio territorio devastato da frane e smottamenti improvvisi. Il comitato frazionale, rinunciando alla festa di paese, ha alzato, se possibile, ancor di più il tono della protesta, perché via Paradisi è interdetta al traffico da troppi mesi e nessuno è ancora intervenuto per mettere in sicurezza la strada carrozzabile. Siete anche un po' stufi, eh? È un problema, sì, per fare la spesa, fare tutto quello che si deve fare, insomma, no? Che una persona ha bisogno, ecco. Adesso vediamo cosa. Da allora si è ben visto ben poco, insomma, no? Siamo andati a verificare com'è la situazione, abbiamo visto che la frana si muove a vista d'occhio. Qualcuno deve cominciare a tirare fuori, tirare sulle maniche e fare qualcosina, insomma, no? Il sindaco ammette che la situazione è delicata. È stato fatto un monitoraggio dell'area, sono stati chiamati tecnici, geologi, però purtroppo in queste situazioni non possiamo fermare il flusso, che è un flusso abbondante. In quella borgata ci sono 2 residenti, il resto delle persone che la frequentano è proprietaria di seconde case o appezzamenti di terreni. Qua ho tutto, ho una casa, ho delle stalle, ho dei terreni, ho il campo, ho degli alberi da frutta, ho tutto, insomma, ho del bosco. Praticamente io devo passare, sono qua tutti i giorni, devo passare tutti i giorni, anche per mantenere. Non è che quando hai della roba poi lasciarla lì, perché il comune dice la strada è chiusa. Questo materiale si sta muovendo perché a vista d'occhio, anche a causa delle piogge intense di questi giorni. Bisogna togliere l'acqua che c'è su, no? E portarla giù in valle, mo. Si vede la situazione, se parte viene giù un disastro, nel caso che succedesse questo blocca la valle ma può osturare il RAI va a esondare e capiamo bene che poi anche la zona di Paludi ha i suoi problemi, quindi non è un problema da sottovalutare, soprattutto alla luce di quello che è successo anche ieri a Refrontolo.